per dichiarare il mio voto contrario a quest'ordine del giorno. Non avendo avuto la possibilità stamattina di intervenire in merito, voglio sottolineare che condanno E.ON esattamente per quello che è stato sino ad oggi, così come non condivido l'alternativa del carbone. Quindi con quest'ordine del giorno e con questa mozione di fatto la classe politica sarda continua a manifestare la sua totale mancanza di cultura e di amore per l'ambiente. Non solo, ma manifesta pure la sua sudditanza non solo allo Stato italiano, ma anche alle multinazionali della globalizzazione, che continuano a rapinare le nostre risorse, a inquinare l'ambiente e creare povertà, questo anche con la stessa delocalizzazione. È come se l'industrializzazione forzata in questi 60 anni di autonomia non abbia assolutamente insegnato nulla. È sbagliato quel modello di sviluppo su cui noi continuiamo a insistere, un modello di sviluppo che ha sacrificato il territorio e le nostre attività tradizionali. E quindi tutto questo avviene in nome del profitto, di certo non per i sardi, non per la nostra economia, ma per profitti altrui. Oggi noi dobbiamo affrontare il problema delle bonifiche, invece di questo si parla pressoché nulla, e quindi parlare delle bonifiche è parlare della rinaturalizzazione del nostro territorio. E.ON, come tanti altri, deve assolutamente bonificare e andarsene. Ma la Regione Autonoma della Sardegna non rinuncia alla sua sudditanza e addirittura arriva in certe situazioni a comprarla la servitù, come il caso dei 150 milioni messi a disposizione della società Galsi. Così come continua a tacere e ad accettare l'inganno della chimica verde. La chimica verde che di verde non ha assolutamente nulla e in quest'Aula non se ne è mai parlato a fondo. La chimica verde si prospetta come un nuovo grande inceneritore che meriterebbe un'attenzione assolutamente diversa da parte dell'Aula. Io continuo a insistere sul fatto che manca un progetto generale su quello che deve essere lo sviluppo delle nostre economie. Quindi rispetto anche alla stessa sovranità energetica, sono dell'avviso che se qui non c'è sovranità energetica noi non possiamo assolutamente emanciparci. Per cui io chiudo qui, appunto, riconfermando il mio voto negativo. Grazie.